Continuano la serie di approfondimenti targati Wii Sport SD sul campionato di allievi regionali Girone C. Al Garda Sport di Mini Marina si affrontano per la 17ª giornata Città di Messina e ACR. In saluto per Claudio Costanzo che vi racconterà quanto accaduto. Padroni di casa che stanno letteralmente dominando il campionato con 44 punti in classifica, frutto di 14 vittorie e soli 2 pareggi proprio contro l'inseguitrice Promostor Barcellona, distante di 8 lunghezze in classifica. Hanno fin qui totalizzato 53 reti all'attivo, di cui 32 tra le mura amica, solo 5 subite, che ne fanno rispettivamente il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. Ospitano la CR Messina, formazione fuori classifica in quanto società professionistica già partecipante al campionato di giovanissimi nazionali, che ha comunque raccolto fin qui 30 punti in classifica, frutto di 10 vittorie e 7 sconfitte, che ne farebbero la terza forza del campionato. Arbitra l'incontro il signor Davide Romano della sezione di Messina. Giallorossi di mister Cosimini che scendono con un 4-2-3-1 in campo, formato da Merlino tra i pali, linea 4 con Gualberti e Mannino sugli esterni, Lopresti e Pantano centrali, Giordano e Zagone ad agire davanti alla difesa, sugli esterni Maisano e Spoto, Curro ad agire dietro l'unica punta Presti. Assente in quest'oggi il capocannoniere della squadra Anthony Arena, complice un infortunio. A riposo anche Daniele D'Amico. Tanto possiamo passare dopo aver visto tutti i protagonisti che scenderanno in campo con l'ausilio delle nostre immagini al film della gara. Città di Messina attaccherà in divisa bianca a destra verso sinistra e ci proverà subito con Maisano, lanciato da Giordano, ma la prima occasione sarà per la formazione di mister Cirino, che qua ci prova con il numero 4 Balsamà sul calcio piazzato. Il suo destro viene ribattuto prima dalla barriera e poi diventerà facile preda di Merlino. Ancora CR però si fa vedere qui con Romeo in avanti, ancora centrale il suo mancino. Città di Messina che risponde con un pallone vacante che finisce sul mancino di Maisano, che porta in vantaggio i suoi. Quest'oggi capitano Maisano festeggia col gol, e apprezziamo come si fionda sul pallone e fredda il pari età Marino della CR qui inquadrato, reo forse di essere stato poco reattivo nell'occasione. Città di Messina avrà un'altra occasione qui con Presti che si invola verso la porta di Marino, ma calcia largo col sinistro. Comincia a prendere confidenza col campo da gioco la formazione di mister Cosimini, il pallone messo dentro sul quale si può avventare Zagone e lunga la palla, ci arriva Marino. CR ora in difficoltà, qui anche Currò ci prova dalla distanza con questo mancino sballato. Ci sarà occasione anche sugli sviluppi di questa punizione col pallone vacante che resta lì per Spoto, che non riesce anche lui a entrare in tabellini e marcatori. Qui ancora Presti a offrire il pallone per Currò, che va via sull'alto di sinistra, passa in mezzo a 2 avversari, entra in area, viene atterrato, indica il dischetto il signor Romano, non ha dubbi, sarà calcio di rigore per il Città di Messina, che a questa occasione per raddoppiare andrà lo stesso Currò dal dischetto, ma calcerà alto col destro. Si dispera il numero 10 del Città di Messina. Dall'altro lato un altro numero 10 che a questa occasione andrà Romeo, fa toccare il pallone da Balsamà, ma sarà alto il suo tentativo. Nel finale di primo tempo anche Presti ci proverà dalla distanza, terminerà largo il suo destro, partita molto accesa nonostante non ci sia nulla in palio. C'è comunque l'onore di trovare di fronte 2 tra le migliori squadre del campionato. Qui la solida difesa del Città di Messina risponde alle offensive della CR più volte. Terminerà così la prima frazione di gioco con i padroni di casa in vantaggio grazie al gol di Maisano. Città di Messina che dopo i primi 10 minuti di sofferenza è uscita al largo. Si noterà ancora di più la supremazia della capolista in questa ripresa, che intanto inizierà col tiro di Romeo, sul quale Merlino non ha grossi problemi. Secondo cambio intanto per mister Cosimini, Currò lascia il campo a D'Amico, aveva già fatto entrare un altro giocatore spostando Zagone come terzino e andò. Ora il pallone dentro Maisano, velo di Presti, la palla resta lì proprio per Andò, che non riesce a centrare lo specchio della porta. Si dispera il compagno che gli ha servito un assist. Maisano fin qui autore di una prestazione maiuscola. Giordano ci prova anche dalla distanza
poi D'Amico ruba questo pallone vagante, non ci pensa su due volte, calcia col mancino, sorprende Marino e raddoppia per il Città di Messina. Subentrato Daniele D'Amico chiude forse definitivamente i giochi. Città di Messina, e così potrebbe inanellare la 15ª vittoria stagionale. Qui Giordano intanto lascia spazio a Gangemi, passerà Spoto davanti alla difesa con Piero Gangemi largo, ci prova la CR all'altro lato, ancora un calcio piazzato di Balsamà, ancora una volta alto il suo tentativo. Qui D'Amico prova a coordinarsi ancora una volta su una seconda palla vacante, dall'altro lato ci proverà sempre Romeo per la CR, anzi scusate, è stato Saia. Qui questo disimpegno errato della difesa della CR quasi non innescava Gangemi, che subentrato è voglioso di entrare nel tabellino dei marcatori. Ci proverà nel finale anche Maesano per la doppietta personale, quasi a mettere la ciliegina sulla torta di una prestazione molto convincente. Terminerà così la gara, sarà il Città di Messina a portare a casa i 3 punti meritatamente. Questi ragazzi stanno continuando a mostrare bel calcio, dominando tutte le avversarie. Allora da Claudio Costanzo non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana, sarà in casa contro la Free Time. Restate connessi e sfondate il tasto mi piace.